Una notizia bomba è arrivata questa sera alle orecchie dei tifosi del Napoli, e preparatevi. Perché quello che stiamo per rivelare farà emozionare tutti coloro che amano il nostro club. Come sempre, siamo qui per portarvi gli aggiornamenti più scottanti e rilevanti sul Napoli. Per tenervi aggiornati su tutto ciò che accade dietro le quinte. Prima di tuffarci in queste fantastiche informazioni, cogliete l'occasione per lasciare il vostro like e iscrivervi al canale. In questo modo, sarete sicuri di non perdere nessuna notizia sulla nostra squadra. Ora passiamo agli affari. Qualcosa di enorme si sta articolando nei corridoi del Napoli. Una mossa impressionante che promette di trasformare il futuro del club e di accendere ancora di più la passione dei nostri tifosi. Cosa c'è in serbo? Restate con noi, perché questo è solo l'inizio di una vera e propria svolta. Secondo il giornalista Rai Paolo Paganini, il Napoli sta per mettere a segno un doppio colpo nel mercato di gennaio. La squadra di Antonio Conte, già in testa alla Serie A, starebbe tenendo d'occhio Patrick Dorgu del Lecce e Radu Dragusin, attualmente in forza alla Premier League. Dorgu, il giovane terzino che ha impressionato Conte al punto da ricevere i complimenti del tecnico dopo la partita Napoli-Lecce. Sarebbe un rinforzo per le ali, mentre Dragusin, difensore centrale molto apprezzato da Giovanni Manna e Aurelio De Laurentiis, potrebbe dare ancora più solidità alla difesa. C'è anche la possibilità che Giacomo Raspadori parta, con l'interesse di Atalanta e Juventus, anche se difficilmente De Laurentiis lo cederà alla Juve. Questa mossa segnala che il Napoli è pienamente intenzionato a mantenere il primato e a rafforzare la squadra in tutte le posizioni. Ora, tifosi del Napoli, vogliamo sapere cosa ne pensate. Dorgu e Dragusin sono i rinforzi di cui il Napoli ha bisogno per assicurarsi il titolo. E per quanto riguarda Raspadori, la società dovrebbe tenerlo o pensare ad un accordo. Lasciate un commento qui sotto e partecipate a questa discussione sul futuro della nostra squadra e sui movimenti del mercato dei trasferimenti.